Bene, eccoci qua tornati in studio per l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match che ci riporta indietro di un secolo, ma ovviamente quest'anno, Ermanno, si celebrano gli 80 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra pochi giorni ci saranno la ricorrenza dell'80esimo dell'apertura dei cancelli di Auschwitz, però diciamo che quello che è successo 80 anni fa era stato scritto da Adolf Hitler in un libro che si intitolava il Mein Kampf, la mia battaglia. Sì, è un testo che naturalmente Hitler scrive in carcere e che annuncia quelli che sarebbero stati i suoi intendimenti nella condurre un'eventuale politica della Germania dopo il Trattato di Versailles e dopo che la Francia aveva invaso la Ruhr, e proprio per questo motivo i tedeschi si trovavano estremamente a disagio, cioè l'imperatore non c'era più una politica, diciamo, e non era possibile nemmeno fare la politica perché il Trattato di Versailles proibiva tutta una serie di manovre e naturalmente l'economia era allo sfascio e c'era la gente che per la strada moriva di fame, perché ormai era il disastro totale. E una persona come questo Adolfo, che si inventa un futuro della Germania, e lui era austriaco peraltro, quindi lui vede la Germania come la terra promessa e si inventa questo percorso e anticipa già tutto quello che avrebbe fatto. Però c'è da tenere in presente una cosa: l'ha scritto tutto Hitler, queste sono le domande che ci dovremmo fare. Fu dettato da Hitler perché lui non scrisse una riga, quindi esattamente quello che Marco Polo fa proprio in carcere con il Milione, detta quelle che sono le sue ideologie, ma probabilmente successivamente viene corretto e aggiustato in maniera tale che diventi una prospettiva per il popolo tedesco. E il popolo tedesco non aspettava altro. E di questo appunto ne parliamo con due esperti che ci racconteranno quell'epoca, quel momento e soprattutto le conseguenze di una sorta di Bibbia del popolo tedesco che anticipa poi quello che sarà il disastro del nazismo. Certo, presento per voi che siete a casa gli ospiti che abbiamo in studio questa sera. Ringrazio il professor Patrizio Zanella, buonasera. Buonasera. Buonasera per essere tornato qua nei nostri studi, uno storico e un giornalista, e ringrazio in collegamento il professor Giovanni Savino. Buonasera professor Savino. Buonasera, grazie. Grazie a lei per essere qui collegato con noi, docente di storia contemporanea all'Università di Napoli. Ecco, Ermanno, un libro, il Mein Kampf, che poi sarà praticamente proibito, solo nel 2015 poi sarà nuovamente ristampato con un commento anche però. Ma diciamo che dopo la guerra c'è un movimento contrario a quello che è stato il nazismo, ma anche il fascismo, dove la ricostituzione di questi partiti sarebbe diventato comunque un reato. Di conseguenza era logico che si cancellasse una memoria che aveva creato la guerra più disastrosa della storia umana. Parliamo di quasi 100 milioni di morti, 2 bombe atomiche e tutte le conseguenze poi della divisione dell'Europa, la crescita del bolscevismo, del comunismo, la guerra fredda e tutto il resto. Di conseguenza era una pratica da non seguire ulteriormente. Oggi questo libro è diventato una sorta di documento storico che si presume non abbia nessun valore nella cultura attuale. Di conseguenza è giusto anche che la gente sappia che cosa scriveva
e chi lo legge veramente è un libro molto difficile da leggere, perché non tanto per quello che è scritto, ma come è stato scritto. L'altro dubbio è effettivamente l'ha scritto tutto lui o è stato aggiustato poi nel tempo, e questo è il secondo dubbio che noi abbiamo. Allora io partirei però con il primo contributo, che è abbastanza diciamo coinvolgente, e dopo entriamo più esattamente nel merito.